Dunque un riconoscimento molto importante per Pieve di Soligo, tra l'altro ottenuto con un punteggio molto alto grazie alla collaborazione e alla sinergia tra enti. Sì, assolutamente è un risultato soddisfacente perché ci siamo piazzati a pari merito con la città di Feltre, quindi con un punteggio di 39 punti. Credo che il risultato ottenuto sia frutto del lavoro che è stato fatto in questi anni e della capacità di intrecciare appunto diversi aspetti e caratteristiche di Pieve di Soligo e di indicare una strada, una progettualità per il futuro innovativa, proprio dalla interazione tra promozione delle attività commerciali legate alla sinergia con la cultura e con il turismo. Il lavoro che è stato fatto con il dossier di Capitale della Cultura, le manifestazioni per il centenario di Andrea Zanzotto hanno dimostrato di quanto sia positivo l'effetto sul tessuto commerciale della presenza appunto di eventi culturali e di iniziative appunto di promozione turistica. Adesso la sfida è quella appunto di mettere a sistema questo percorso che è iniziato 2 anni fa e di farlo diventare una struttura stabile, capace di esprimere tutte le valenze che la nostra città e il nostro territorio sono in grado di dare. Ma è una rete, un insieme di attività commerciali che non sono solo attività commerciali, sono realtà di vicinato, di servizio, di attenzione, di accoglienza per coloro che vivono all'interno di una comunità e per coloro che vengono dal di fuori come visitatori. Si mettono insieme, assieme alle associazioni, assieme all'amministrazione comunale, per dare valore a ciò che c'è in quel territorio, in quel distretto, che non è solo commercio, è proprio l'identità di quel territorio. In questo momento, con la partita UNESCO che stiamo giocando, con la partita della cultura a Pieve di Soligo, il distretto del commercio di Pieve di Soligo è sicuramente lo strumento attorno al quale e con il quale lavoreremo per valorizzare questo territorio. Sì, il criterio attraverso il quale si perimetrano i distretti è basato sul fatto di individuare non soltanto le zone a maggiore vocazione commerciale, ma anche le zone dove sono presenti altre risorse che rendono attrattivo il territorio, con le quali il commercio può sviluppare interazioni e collaborazioni, quindi tutto quello che è attrattività storico-architettonica, culturale, dove sono presenti fondazioni, associazioni e anche dove sono presenti, diciamo, istituti culturali e anche, diciamo, impianti sportivi, cioè tutto quello che rende attrattivo il territorio nelle zone centrali, non di campagna perché parliamo comunque di distretti urbani, è territorio utile per sviluppare questa strategia di cui si parlava.